È un messaggio che ci troverà tutti d'accordo questa mattina, perché tutti vogliamo essere benedetti dal Signore. L'hashtag per i nostri ragazzi è proprio questo, benedizione. Quindi segnatevelo e cercatelo nel messaggio. Primo libro delle Cronache, capitolo 13, dal verso 1 al verso 14. Davide tenne consiglio con i capi di migliaia e di centinaia, cioè con tutti i capi del popolo. Poi disse a tutta l'assemblea di Israele: se vi sembra bene e se il Signore, il nostro Dio, lo approva, mandiamo dappertutto a dire ai nostri fratelli che sono rimasti in tutte le regioni di Israele, e così pure ai sacerdoti e ai leviti nelle loro città e nelle loro campagne, che si uniscano a noi e riconduciamo qui da noi l'arca del nostro Dio, poiché non ce ne siamo occupati ai tempi di Saul. Tutta l'assemblea rispose che si facesse così, poiché la cosa sembrava buona agli occhi di tutto il popolo. Davide dunque radunò tutto Israele, dal Sicor d'Egitto fino all'ingresso di Camat, per ricondurre l'arca di Dio da Kiriat Jearim. Davide con tutto Israele salì verso Baala, cioè verso Kiriat Jearim, che appartiene a Giuda, per trasferire di là l'arca di Dio, davanti alla quale è invocato il nome del Signore, che siede su questa sopra i cherubini. Posero l'arca di Dio sopra un carro nuovo, togliendola dalla casa di Abinadab. Uzza e Aio conducevano il carro. Davide e tutto Israele facevano festa davanti a Dio a tutta forza, cantando e suonando cetre, salteri, timpani, cembali e trombe. Quando furono giunti all'aia di Chidon, Uzza stese la mano per reggere l'arca, poiché i buoi la facevano inclinare. L'ira del Signore si accese contro Uzza, e il Signore lo colpì per aver steso la mano sull'arca, e là Uzza morì davanti a Dio. Davide si rattristò perché il Signore aveva colpito Uzza con un tale castigo, e quel luogo è stato chiamato Perez Uzza, che significa breccia di Uzza, fino a oggi. Davide in quel giorno ebbe paura di Dio e disse: come farò a portare a casa mia l'arca di Dio? Davide non ritirò l'arca presso di sé nella città di Davide, ma la fece portare in casa di Obed-Edom di Gat. L'arca di Dio rimase 3 mesi presso la famiglia di Obed-Edom, in casa di lui. E il Signore benedisse la casa di Obed-Edom e tutto quello che gli apparteneva. Signore, noi vogliamo essere benedetti da Te. Parlaci per mezzo di questa storia, Signore. Per mezzo dello Spirito Santo, rendi questa parola viva nel nostro cuore, Signore. Signore, non guardare l'insufficienza di chi parla. Piuttosto, Signore, perdona i miei peccati, apri la mia mente, riempimi di Spirito Santo, perché possa essere uno strumento docile nelle Tue mani. Parlaci, Signore, con una parola che viene dall'alto e non dalla terra. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Potete accomodarvi, fratelli. La storia dell'arca di Uzza è una storia, se ci pensate, che conosciamo perché è un fatto abbastanza sconvolgente. L'arca di Dio era il simbolo della benedizione, eppure quell'uomo toccò l'arca per fare una cosa utile. Quest'arca sul carro si inclinava e Uzza ebbe paura che cadesse, non voleva farla cadere, un buon sentimento, e morì. Perché al Signore non importano tanto i buoni sentimenti se non c'è ubbidienza nella nostra vita. L'arca non doveva essere trasportata con il carro, l'arca doveva essere trasportata su aste. Quando poi lo capì, Davide la seconda volta fece come il Signore aveva ordinato.
Dio vuole ubbidienza. Dio vuole che facciamo la sua volontà. Molti purtroppo vivono per sentimenti, dicono io amo il Signore, io voglio fare il bene, ma il Signore vuole che noi facciamo la sua volontà. Il bene, come lo giudichiamo noi, non è bene. È un bene parziale, è un bene nostro. L'unico vero bene viene dal Signore, altrimenti non ci avrebbe dato la sua parola, non ci avrebbe dato la sua volontà chiara per noi. Quindi con questo spieghiamo brevemente perché morì Uzza. Avevano responsabilità i capi, aveva responsabilità Davide anche nella morte di Uzza, ma avvenne qualcosa che era inaspettato e Davide cambiò il suo programma. Quest'arca non può venire in casa mia, non può. Che succederebbe se mio figlio si avvicinasse e la toccasse? Potrebbe morire come Uzza, non la voglio a casa mia. Avere la presenza del Signore, perché l'arca rappresentava la presenza del Signore, avere la presenza del Signore in casa mia è un'azione, una scelta, una decisione troppo ingombrante, troppo difficile. Dio chiede troppo. Ma questa storia, che tante volte attira la nostra attenzione sul personaggio di Davide, sul personaggio di Uzza, in realtà ha un terzo personaggio ottimo, che è appunto Obed-Edom, di cui statisticamente si parla molto meno rispetto agli altri. In realtà il personaggio che noi dobbiamo seguire in questa storia è proprio lui, è proprio Obed-Edom, che fu l'unico in questo frangente a essere benedetto dal Signore. E noi vogliamo essere benedetti come Obed-Edom. Noi vogliamo essere benedetti dal Signore, perché Dio vuole benedire. Dio non voleva la morte di Uzza. Dio non voleva il terrore di Davide. Dio voleva benedire. La semplice esistenza dell'arca era un messaggio di Dio che voleva dire al suo popolo: io voglio stare in mezzo a voi e la mia presenza porta la vostra benedizione. Gli eserciti avversari tremavano quando Israele portava sul campo di battaglia l'arca del Signore, perché tutti i popoli cananei sapevano che quando quell'arca si avvicinava Dio era con loro, ma non era l'oggetto in sé. Tanto è vero che voi sapete che quando portarono l'arca sul campo di battaglia contro i Filistei ai tempi di Eli e i suoi figli, poiché Dio aveva abbandonato il suo popolo, l'esercito fu sconfitto e l'arca fu addirittura presa dai Filistei. Ma Dio voleva dare un messaggio con quell'arca. Il messaggio era: io voglio stare in mezzo a voi e benedire la vostra vita. Ma la presenza di Obed-Edom in questa storia ci dà un messaggio di grande incoraggiamento. Dio non ha riguardi personali riguardo al benedire. Questa mattina chiunque qui presente ha letto questo passo e sta ascoltando questo messaggio deve essere incoraggiato in questo. Dio non ha riguardi personali. Dio vuole benedire me come vuole benedire voi. Dio non guarda le nostre condizioni. Se noi paragonassimo Obed-Edom a Davide, ci sarebbe una differenza enorme per qualità, per autorità, per possibilità di fare delle cose. Obed-Edom, lo vedremo, era un portinaio. Davide invece era il re. Uno potrebbe dire: il re ha bisogno di essere benedetto, ha più pesi sulle sue spalle, responsabilità di popoli, nazioni. E invece Dio benedisse Obed-Edom, il portinaio, non il re, ma il portinaio. Obed-Edom era un servo, era al servizio di Davide. Davide gli assegnò degli incarichi. Si parla nella Bibbia di Obed-Edom. E invece Davide era il Signore. Davide stabiliva i compiti di Obed-Edom, non il contrario. E quando, pur sapendo quello che era successo a Uzza, Davide ordinò che l'arca rimanesse a casa di Obed-Edom, Obed-Edom non aveva
l'autorità di dire, o re, io disubbidisco, perché Obed-Edom era il servo e Davide era il Signore. Quindi una grande differenza. Ma la più grande delle differenze tra questi due uomini fu che Obed-Edom era benedetto, mentre Davide, l'uomo secondo il cuore di Dio, iniziò a avere paura di Dio. Strano. Per l'uomo che Dio, tra virgolette, si vantò dicendo mi sono scelto un uomo secondo il mio cuore. Davide ebbe paura di Dio, mentre Obed-Edom scoprì un Dio che benediceva. Nel ricevere la benedizione di Dio c'è una grande differenza tra avere paura di Dio e avere timore. Il timore di Dio è un'altra cosa. Il timore di Dio è il senso di riverenza. Il timore di Dio è il desiderio di avere Dio, ma andare davanti a Lui nel modo giusto. Obed-Edom, possiamo dire, sulla base di quello che leggiamo qui, che aveva il timore di Dio. Mentre Davide sostituì il timore di Dio alla paura di Dio. Alcuni servono il Signore o cercano di fare la volontà del Signore per paura di Dio. Hanno paura di essere puniti, hanno paura di avere il giudizio di Dio, ma Dio è un Dio che vuole benedire. Dio non è venuto a minacciare, Dio non è venuto a distruggerci, Dio è venuto a salvarci, Dio è venuto a rialzarci, Dio è venuto a rialzare il nostro capo e benedire la nostra vita innanzitutto con la sua presenza. Ecco perché timore dobbiamo avere e non paura del Signore. Ma la paura dimostra la mancanza di conoscenza e di comprensione degli scopi di Dio. Noi vogliamo sapere chi è il nostro Dio. Dobbiamo sapere che se Lui vuole che la sua arca risieda in casa nostra è perché Lui deve fare qualcosa nella nostra vita. Lui deve portare benedizione. Qualcuno potrebbe dire no, è difficile. Alcuni non accettano il Signore perché sanno che poi devono camminare nelle vie del Signore e non hanno compreso che non devono avere paura del Signore, ma devono avere timore di Dio. Ma la paura del Signore ti fa tenere lontano dal Signore. Davide volle lontano da sé l'arca del Signore, non rinnegò mai il Signore, non disse mai che il Signore non era onnipotente, non era capace, non era il Dio di Israele, mai lo disse. Però disse, se io devo vivere così, che quell'arca stia lontana da me, cancellando tutto quello che lui sapeva, aveva vissuto dell'opera di Dio. Ma ringraziamo il Signore che Dio non ha riguardi personali. Se questa mattina c'è qualcuno disposto ad avere il timore di Dio e a ricevere il Signore, Dio sta guardando proprio noi. Alleluia. Sta guardando proprio Obed-Edom e Dio vuole benedire. Perché la causa della morte di Uzza, la causa del giudizio, delle sofferenze, non viene da Dio, viene da noi. Quando disubbidiamo il Signore, non solo non siamo benedetti, ma la nostra disubbidienza ci dà un'idea distorta del Signore, della sua opera. Iniziamo a vedere il Signore in un modo in cui non dovremmo vederlo. Davide iniziò a pensare di Dio cose che non appartenevano a Dio. Quando disubbidiamo, la nostra visione del Signore, delle cose del Signore, cambia. Si veste del metro umano, corrotto dalla nostra disubbidienza. Iniziamo a incastrare il Signore nei nostri metri, nei nostri giudizi, nelle nostre categorie di pensiero, che sono categorie poggiate sulla disubbidienza, sul non fare pienamente la volontà del Signore. Iniziamo a pensare a un Dio faticoso da seguire, esigente nel servirlo, non esattamente di un amore che ci è chiaro, non convincente in quello che ci dice. Sono tutte le conclusioni che derivano dal fatto di non avere un cuore arreso alla volontà del Signore, ma Dio non è così. Dio vuole benedire.
Dio è un Dio che fa promesse. Io non ricordo il numero delle promesse, ma ricordo di aver letto qualche volta in passato che qualcuno si è messo a contare le promesse di Dio nella Bibbia. E sono così tante che noi possiamo legittimamente dire che la Bibbia è un libro di promesse. Nel confronto tra il giudizio e la promessa, vince la promessa. E il giudizio non è a priori. Non siamo giudicati e dobbiamo cercare di svincolarci dal giudizio. Noi siamo già sulla via della perdizione e c'è un Salvatore che è venuto a tirarci fuori. Amen. Il giudizio sarà dopo, quando al termine della grazia noi abbiamo disprezzato le promesse di Dio. Ma fratelli, se sfogliamo le scritture, in ogni pagina noi possiamo trovare un Dio che fa delle promesse. Il Dio vero, autentico, vivente, quello che vuole avere comunione con noi, è un Dio che fa le promesse. È un Dio che provvede, è un Dio che si occupa di noi. Ma non è stato forse Gesù a dire, lo leggiamo in Matteo capitolo 6, non vi preoccupate del domani, non vi preoccupate di quello che dovrete mangiare, di come vi vestirete. Dio sfama i passeri, Dio veste l'erba dei campi, Egli è un Dio che provvede. Il vero Dio, quello che vuole farsi conoscere da noi, è un Dio che si occupa di noi, che si prende cura dei suoi figli. Dio, il vero Dio, è un Dio che perdona, è un Dio che dà una nuova possibilità, è un Dio che invita ad andare a Lui, è un Dio che invita ad aprire il cuore, è un Dio che vuole perdonare, è lento all'ira e di grande bontà, è un Dio che non si stanca di perdonare. E se noi 1000 volte pecchiamo, e 1000 volte ci pentiamo, e 1000 volte ci ravvediamo, Lui 1000 volte ci perdona. Questo è Dio. E così si è fatto conoscere. Quindi ogni altra idea di Dio è un'idea che deriva dal non essere nel centro della sua volontà. Dio vuole benedire. Davide se lo era dimenticato, ma Obed-Edom lo scoprì in quel periodo. Cosa fece Obed-Edom? Semplicemente aprì la porta. C'è scritto nel nostro testo che proprio in casa portò l'arca. La portò in casa sua. E il Signore benedisse la casa di Obed-Edom e tutto quello che gli apparteneva. Dio desidera una sola cosa da noi, che lo facciamo entrare in casa nostra. Che è un po' di più di averlo vicino. È un po' di più di tenerlo a fianco. È un po' di più di frequentare quelli che hanno permesso a Dio di entrare nella loro casa. È un po' di più. Dio vuole entrare nei nostri cuori. Dio vuole entrare in casa nostra. La casa rappresenta ciò che ci appartiene, di più intimo nostro, dove siamo autentici, dove siamo a nudo, dove tutto è scoperto. Dio vuole entrare proprio lì. Dio vuole far parte della nostra vita. Dio vuole che apriamo la porta. Mi viene in mente cosa è scritto in Apocalisse. Questa chiesa di Laodicea, dove Gesù è fuori e bussa, ma dice: se voi aprite, io non vi dirò uscite e parliamo, io entrerò. Dio vuole semplicemente che, come fece Obed-Edom, apriamo la porta di casa nostra e la sua presenza ci benedirà. Non la dobbiamo cercare noi la benedizione del Signore, non la dobbiamo tirare giù dal cielo noi, perché Dio vuole già benedire. Gesù è venuto per farci sapere che Dio è per noi. Dio non si voleva mantenere nascosto e ha rivelato il piano d'amore, il piano di salvezza, mandando il suo unigenito figlio a morire per noi, affinché chiunque crede in Lui non muoia,
ma sia benedetto della più grande benedizione, abbia vita eterna. Dio vuole benedire. Dio vuole che la nostra vita sia benedetta. Dio vuole che la nostra famiglia sia benedetta. Dio vuole che la nostra casa sia benedetta. Ma potrà esserlo soltanto se noi, invece di avere paura del Signore, invece di tenerlo lontano perché abbiamo troppe altre cose da vedere, noi lo accogliamo. Questa è l'unica cosa che dobbiamo fare. Al resto pensa il Signore. Alleluia. E Obed-Edom lo fece. Fratelli, non rifiutiamo il Signore, non lo allontaniamo dalla nostra vita pensando che Dio sia spaventoso, che Dio sia pericoloso o che Dio faccia delle richieste che ci faranno subire delle perdite, che la nostra vita risulterà poi sminuita, perché Dio non è così. Il vero bene, il vero valore, la vera gioia, la vera ricchezza proviene solo dal Signore. E Obed-Edom fu un uomo benedetto. Non parla mai, non chiede nulla, ma fu un uomo benedetto. È scritto che l'arca di Dio rimase 3 mesi presso la famiglia di Obed-Edom in casa di lui. E il Signore benedisse la casa di Obed-Edom e tutto quello che gli apparteneva. E la storia di Obed-Edom è una storia emozionante, perché è la storia di innanzitutto una famiglia benedetta. Qualche capitolo più avanti, nel libro delle Cronache al capitolo 26, c'è uno di quei passi che si leggono distrattamente. Ecco perché dobbiamo leggere la parola del Signore sempre in modo attento. Perché Davide, in prospettiva della costruzione del Tempio, che noi sappiamo non costruì lui, ma costruì suo figlio, anche se tutto arrivava da Davide, i materiali, i progetti, anche il personale all'interno del Tempio. Davide aveva preparato tutto, aveva preparato anche le classi dei Leviti che si dovevano occupare di tutto. Ed è scritto, quanto alle classi dei portinai, c'erano dei Corachiti, e qui gioco un po' di astuzia, ci sono un sacco di nomi difficili, salto solo ai nomi che interessano a noi. C'erano tra i Corachiti, che erano una famiglia di Leviti, Obed-Edom. E viene detto, figli di Obed-Edom, e questi li dobbiamo leggere. Semaia, il primogenito, Jehozabad, il secondo, Joa, il terzo, Sacar, il quarto, Netanel, il quinto, Ammiel, il sesto, Issacar, il settimo, Peulettai, l'8. Ed è scritto, poiché Dio lo aveva benedetto. 8 figli al servizio del Tempio perché Dio lo aveva benedetto. Ma poi è scritto, e Semaia, il primogenito, a Semaia, suo figlio, nacquero dei figli che governarono la casa del padre loro perché erano uomini forti e valorosi. Figli di Semaia, Otni, Refael, Obed, Elzabad e i suoi fratelli, di nuovo, uomini valorosi. Eliu e Semachia. Tutti questi erano figli di Obed-Edom. Essi, i loro figli e i loro fratelli, erano uomini valorosi e pieni di forza per il servizio. 62 di Obed-Edom erano uomini benedetti, forti, valorosi, perché Dio aveva benedetto la casa di Obed-Edom. Lo specifica la parola, perché sta dicendo Dio vuole benedire. Chi vuole una casa benedetta,
Chi vuole figli benedetti dal Signore, ma non stiamo parlando di figli che finalmente hanno un bel posto di lavoro o riescono in quello che hanno progettato per le cose materiali, ma benedetti dal Signore per le cose spirituali, che servono il Signore, che sono forti nel Signore, che sono al servizio del Signore, che servono insieme ai genitori, che sono una famiglia salda in Cristo. Se vogliamo essere benedetti così con le nostre famiglie, dobbiamo far entrare Dio nella nostra casa e Dio ci benedirà. Non si dimenticherà di noi. Ma perché mi succede quello? Perché quell'altro? Chissà che non abbiamo tenuto lontana l'arca del Signore. Dio ci voleva benedire, Dio ci vuole benedire. E poi è scritto di Obed-Edom, non è finita la storia di quest'uomo. Egli era un portinaio. Ma quando non c'era il tempio, doveva sorvegliare l'ingresso al luogo dove stava l'arca. E poi è scritto di nuovo in Cronache, al capitolo 16, che Davide stabilì davanti all'arca di Dio alcuni dei Leviti per fare il servizio, per invocare, celebrare e lodare il Signore Dio di Israele. Ed erano Asaf, il capo, e noi conosciamo alcuni salmi di quest'uomo, Zaccaria, e dopo di lui, Zaccaria il secondo dopo di lui, poi Jeiel, Semiramot, Jeiel, Mattitia, mi sono andato a avventurare in questi nomi, Eliab, Benaia, Obed-Edom. Ed è lui perché altrove questo gruppo viene nominato i portinai, ed è lui. Ed è scritto che suonavano salteri eccetera e Asaf suonava i cembali. Cosa faceva Obed-Edom a fare il portinaio davanti all'arca? Chi serve il Signore in qualsiasi incarico, il più umile o il più in vista, loda e glorifica il nome del Signore. Obed-Edom non stava seduto sulla sedia aspettando il tempo della fine del suo turno. Io devo fare il portinaio, è un po' noioso, lo faccio per amore del Signore. No, stava servendo il Signore, era un uomo benedetto, e anche quell'incarico così pratico, lui riuscì a trasformarlo in un atto di adorazione a Dio. Ed è scritto nel verso 38, Davide lasciò là, davanti all'arca del patto del Signore, Asaf e i suoi fratelli, perché fossero sempre di servizio davanti all'arca, secondo le necessità di ogni giorno. E poi è scritto, lasciò Obed-Edom e Cosa e i loro fratelli in numero di 68, Obed-Edom, figlio di Jedutun, e Cosa come portieri, portinai. Ma c'è un dettaglio che è fondamentale per capire quanto fu benedetto quest'uomo. Ci attira l'attenzione il fatto che era un portinaio. Ma è scritto 2 volte, nel verso 5 e nel verso 38, Davide lasciò davanti al Signore, davanti all'arca del Signore, Obed-Edom. La più grande benedizione nella vita di quest'uomo fu di essere posto davanti a Dio, davanti al Signore. La più grande benedizione per noi è stare alla presenza del Signore, davanti all'arca del Signore che rappresenta la sua presenza. Molti sono intorno, ma l'uomo benedetto è colui che sta davanti a Dio. Chi è davanti al Signore non viene smosso. Chi è davanti al Signore nel tempo della prova non crolla. Chi è davanti al Signore nel tempo dell'avversità sa a chi guardare. La nostra benedizione è che qualcuno, Cristo Gesù il Signore, ci ponga davanti a Dio e noi possiamo rimanere lì davanti a Lui tutti i giorni della nostra vita. E Davide poteva cantare: una cosa ho chiesto al Signore, di abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita. Stare davanti a Lui sempre, non a intermittenza, non quando ce la sentiamo, non quando ci vanno bene le cose, ma in ogni momento della nostra vita. Noi saremo benedetti se saremo davanti al Signore. È la posizione della vita
di Obed-Edom per tutta la sua vita fu quella. Quando cercavi Obed-Edom, quando avevi bisogno di lui, quando avevi bisogno dei suoi figli, dei suoi fratelli, della sua famiglia, non dovevi cercarlo, non dovevi chiedere in giro dove trovarlo, perché tutti sapevano che Obed-Edom era davanti al Signore. Era davanti all'arca del Signore. Quello era lo scopo della sua vita, quella era la posizione della sua vita, quella era la benedizione della sua vita. Ecco perché diciamo che Obed-Edom fu un uomo benedetto. E Dio vuole benedire noi come lui. Ci alziamo in piedi.